UBP oggi guadagna la finale tenendo fede alla stagione dei playoff, dove non ti regala niente nessuno, ti devi guadagnare tutto. Va un grande applauso allo spirito con cui gioca nel campo la squadra di Riese, che non ha mai in 3 partite ceduto sotto il profilo dello spirito neanche di 1 millimetro, e ci ha fatto sudare più delle 7 camicie solite. Comunque ripeto, va un grande applauso a loro, va un applauso anche a noi che siamo riusciti a combattere contro una squadra per noi difficile sotto il profilo dell'accoppiamento, e quindi non una squadra diciamo con la quale noi potessimo giocare a pallacanestro con degli accoppiamenti precisi. Ci mancava anche il collante tra loro, che sono prettamente tutti perimetrali, e noi che siamo prettamente con forza interna. Ci manca in questa serie, ci mancherà ancora il collante, che è quello che ci allunga il campo, ci fa andare meglio in contropiede che chi nel lato, per cui questo loro l'hanno sfruttato bene. Però io vorrei sottolineare la prova di carattere, di nervi, nel senso che avremmo potuto per 3 volte magari perdersi sotto il profilo della forza mentale, invece abbiamo avuto solidità mentale, siamo stati sul pezzo nonostante ci potesse subentrare della frustrazione, perché poteva sembrare che per 3 volte, 4 volte avessimo già vinto la partita, e invece siamo stati lì finché poi dopo alla fine siamo riusciti a farlo. Quindi il plauso va all'UBP, a questa finale voluta in una stagione dove ci ha visto giocare ogni domenica, fare un buon risultato ogni domenica. Adesso dobbiamo recuperare le energie e pensare alla finale per poterla approcciare come abbiamo sempre approcciato, con l'attenzione, con la serietà, con la concentrazione giusta. Quindi pensiamo ad Oderzo, altra squadra secondo me costruita bene, completa. Cercheremo di far valere le nostre forze, sarà una bella serie, sono sicuro. Sì, siamo usciti dalla partita con Buratto con un ginocchio malconcio e anche Cusinato. Abbiamo provato a fare tutte le cose che potevamo fare, di più portare alla gara 3 voi a casa vostra dopo 2 supplementari con un canestro di Brigatto alla fine miracoloso, è stata tanta roba. Le abbiamo provate tutte, alla fine ha vinto la squadra più forte. Quello che ho detto in spogliatoio ai ragazzi, che è stato forse l'anno più bello della mia vita, ho avuto la fortuna di allenare in tanti posti, ma un gruppo così con giocatori che mi hanno dato la possibilità di allenarli e di migliorare giorno dopo giorno, penso che sarà difficoltoso trovarlo per i prossimi anni. Noi siamo stati fantastici, abbiamo fatto un campionato sopra abbiamo superato i nostri limiti, siamo andati oltre i nostri limiti e niente, siamo stanchi, però ti devo dire c'è un briciolo di amarezza, ma sono, ripeto, orgoglioso e contento del campionato che abbiamo fatto.